poi dici che uno non si deve incazzare, no? Ma io sto parlando della partita Inter-Bayern Monaco. Questo è del video di ieri, naturalmente, dove arriva questo commento. Vesuvio, facci sto favore. Quando io vi dico che l'Italia è un paese razzista, nessuno mi crede, ma così è, perché ce l'avete nel DNA essere razzisti con la gente del sud. E va benissimo, io lo accetto, che siamo in democrazia, ognuno pensa e dice quel che vuole. Ma caro amico mio, io ho da farti due domande. La prima, ma se il Vesuvio dovesse scoppiare, apriresti la bottiglia di Dom Perignon? Sono curioso. E poi ti voglio fare una seconda domanda. Ma tu lo sai che se scoppia il Vesuvio, oppure fa sto favore a voi, gente di merda, scusatemi un po' il linguaggio scurrile, ma quando ci vuole, ci vuole. Ma tu lo sai che ci sarà un marasma di napoletani, un via da Napoli e provincia ed invaderanno la tua città? E tu come la metti? Se poi un giorno tua figlia o tuo figlio si dovessero mettere con un napoletano, no, e ti dicono babbo, papà, chiamate come volete, a me babbo pare più che stai chiamando nonno, quindi io preferisco più papà. Però dico, stiamo in Toscana, babbo, ma a me non mi piace, ma boh, chiudiamo questa parentesi. Ti dice, babbo, io mi devo sposare e voglio andare a Napoli a festeggiare il mio matrimonio. Tu che fai? Non ti presenti a Napoli perché hai chiesto il favore al Vesuvio? Fammi capire una cosa. Ecco, quando io vi dico che i 104 escono come gli asparagi, perché un ragazzo sotto mi ha scritto nel video di ieri, proprio di Inter Bayern Monaco, Neapolis, i porcini sono pregiati per essere paragonata a questa gente. Ecco, quindi io ti ritengo un asparago, amico mio. Questo non è il solito video dove si parla di calcio, questo è un video abbastanza serio, perché ragazzi è come io voglio dicere niente, ma ti entro dentro un profilo e ti dico speriamo che domani muori, ci sarà lo sterminio della tua famiglia, una cosa del genere, perché quello è augurare uno sterminio di un popolo, il popolo napoletano in questo caso. E credetemi, io ne sono consapevole che io naturalmente non abito più a Napoli, lo sapete, io abito in Toscana. So che dovesse succedere l'oggi un domani, non è che è solo questione di tempo naturalmente, perché il Vesuvio è un vulcano attivo, sta dormendo in questo momento, ma i Campi Flegrei, avete visto, c'è tutto quel marasma generale e sotto i Campi Flegrei ci sono vulcani marini collegati anche al Vesuvio. Ma boh, a parte questo, se volete sapere andate su Geopop, vi dicono tutte cose. E ecco, so che ci saranno conseguenze disastrose per la mia Napoli, ma ricordati una cosa, amico mio, con napolitana, se fa sic, ma non muore. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ciao e mi raccomando, se avete dei figli, educateli nel modo corretto, senza diffondere odio, perché credetemi, io stesso ho sentito un genitore tanti anni fa non andare a giocare con quei negri. Questa è una cosa brutta da dire, bruttissima. E stavano giocando a pallone, stavano facendo sport insieme. Ricordatevi che lo sport unisce, non divide. Lo sport è uno, non esistono colori e non esistono bandiere. Vabbè, è come il mondo. Non esistono colori, perché anche noi allora saremmo di colore, siamo di colore bianco, marroncino, olivastro, quindi anche noi italiani siamo di colore. Vabbè, detto questo, ci sentiamo, ci vediamo domani per ulteriori video, per parlare anche un po' di Monza Napoli, ma vediamo se fare una piccola diretta dalle 3 in poi. Detto questo, iscriviti al canale, già lo sapete. Ciao, scusatemi, ma ci vuole, quando ci vuole, ci vuole.